25esima giornata del massimo campionato regionale calabrese allo stadio Borrello di Brancaleone. Sentimenti contrastanti per le due formazioni in campo. Brancaleone che ambisce ancora un piazzamento nei playoff, reduce però dalla sconfitta maturata sul campo del Rende per 2-0, che ospita una Palmese sconfitta nell'ultimo turno per 2-1 tra le mura amiche del Giuseppe Lopresti di Palmi dalla Paolana. Mister Crucitti cerca una reazione, veste la propria Palmese con un 4-3-3 di fronte a Zampaglione, Novo, Tapia, Pititto e Andreanno, Deza, Villare e Guerrisi in mediana, tridente composto da Giovinazzi, Guardarà e Militano. Passiamo al fin di questa sfida grazie alle immagini che ci giungono da Mirko Giacopello. All'ottavo Militano in azione personale entra in area di rigore, metto dentro per Guardarà che viene anticipato da Daniele Galletta e manda in corner. Risposta dei locali al quarto d'ora con il tentativo dalla distanza di Simone Galletta, che però non inquadra il bersaglio grosso. Primo cambio forzato per la Palmese dentro Reichenberg in luogo di Giovinazzi. 6 minuti più tardi corner messo dentro, allontanato dalla difesa sui piedi di Villar che va al volo sorvolando abbondantemente la trasversale ai pali. 29esimo il corner di Militano per Tapia, assai più pericoloso il suo tentativo e va vicino alla porta. Alla mezz'ora punizione di Simone Galletta che pesca Nucera, una parabola beffarda sul quale non può nulla Zampaglione, vantaggio a sorpresa del Brancaleone al Borrello. Cambia il parziale, padroni di casa che provano il bis. 5 minuti più tardi palla per Carbone che serve Montero steso al suo ingresso in area di rigore da Tapia. Massima punizione accordata dal direttore di gara. Dal dischetto si presenta Carbone che si fa ipnotizzare da Zampaglione e si distende alla sua sinistra ergendosi a paladino della propria porta. Tramonta così la prima frazione di gioco e va in archivio sul parziale di una rete a 0 in favore dei locali grazie alla rete di Nucera. Passiamo con le nostre immagini al film della ripresa. Dopo 11 minuti al rientro in campo delle due formazioni, primo scossone di marca Palmese con il destro sballato di Deza, forse anche tradito dal rimbalzo irregolare del pallone. Minuto 58 tocca alla vecchia per Deza, al 71esimo Basile per Andreano. 5 minuti più tardi apertura di Villar per Novo, mette dentro per Guardarà che di testa da buona posizione manda sul fondo a 7 dal termine. Dentro anche Sacco per Villar. Palmese che ci prova anche con la forza dei nervi. La vecchia per Guerrisi dalla distanza, in bocca però alla Ganà al primo minuto di recupero. Chiude i conti per il Brancaleone. Tripodi alla sinistra, mette dentro per Dantracolli che si sposta la sfera sul destro e calcia incrociando, mandando all'angolino per il definitivo 2-0 di giornata. Sprofonda la Palmese che ora occupa la 12ª piazza in classifica in piena bagarre playout. Mantiene invece la quinta posizione il Brancaleone che spera nei playoff. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.